una persona che ha un esercito, un altro paese sovrano, e lo possiamo dire senza sentata. Questa copertura è iniziata. Parto? Buongiorno a tutte e a tutti. Prima di tutto le presentazioni dei presenti oggi a questo tavolo. Partendo dal sottoscritto, Gino Ferraresso dello SPI CGIL del Veneto, Sergio Furlanetto per la FNP CISL sempre del Veneto, Lorenza Cervellin per la WIL del Veneto. Con noi oggi ci sono anche le segretarie generali di SPI, FNP, WILP, Elena Di Gregorio, Tina Cupani e Deborah Rocco. Da remoto abbiamo ospiti, l'assessora alla sanità, ai servizi sociali, programmazione sociosanitaria della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, Francesco Facci, presidente dell'UNEBA Veneto, Livia Turco, presidente Commissione Interventi Sociali e Politiche per la Non Autosufficienza, nonché Pierangelo Spano, direttore della Direzione dei Servizi Sociali nell'ambito dell'area sanità e sociale. Allora, prima di tutto un po' di questioni organizzative. Intanto il seminario oggi prevede una introduzione da parte mia, una presentazione sintetica del documento che SPI, FNP, WILP hanno elaborato sulla non autosufficienza, gli interventi degli ospiti e la conclusione dei lavori da parte di Lorenza Cervellin della segreteria WILP regionale. La tempistica: pensiamo di dare la parola agli ospiti intorno alle 10:45 alle 11, circa 15 minuti ciascuno, e le conclusioni prima di mezzogiorno per chiudere un po' tutti quanti insieme. Allora, perché e con quali obiettivi FNP, SPI e WILP del Veneto hanno elaborato il documento che oggi viene presentato pubblicamente? Innanzitutto per offrire delle proposte concrete per risolvere i problemi di circa 200.000 anziani che nel Veneto hanno bisogno di cure continuative di lungo periodo, avendo chiara la complessità del tema, ma anche l'urgenza di dare organicità, mettere insieme, regolare, potenziare ed integrare tutti gli interventi esistenti. Per rilanciare il peso contrattuale del sindacato unitario SPI, FNP, WILP, che con questo documento rivendica il ruolo di interlocutore privilegiato della Regione sui temi riguardanti la popolazione anziana. Per rafforzare la battaglia per la costituzione di un fondo nazionale per la non autosufficienza adeguato e disponibile in tutto il Paese. Infine, per sostenere i progetti e le riforme individuati nel PNRR e in particolare quelle riguardanti la legge delega per la non autosufficienza e quella dell'assistenza sanitaria territoriale, e i progetti che interessano l'accesso unico alla rete degli interventi, la riforma dei servizi domiciliari, la riconversione e riqualificazione delle strutture residenziali. Il percorso che abbiamo fatto unitariamente insieme è cominciato nel settembre-ottobre dell'anno scorso con un gruppo di lavoro che ha elaborato una bozza del documento. Nel mese di novembre 2021 la stesura finale dello stesso è stata approvata dalle segreterie di SPI, FNP e WILP del Veneto. Tra il mese di dicembre 2021 e quello di febbraio 2022 il documento è stato presentato agli organismi dirigenti delle 3 sigle sindacali. Oggi c'è quindi la presentazione ufficiale. Da domani, vorremmo già da domani, avviare con la Regione Veneto un tavolo di confronto. Il documento è sostanzialmente suddiviso in 3 parti. C'è una premessa, una prima parte che riguarda gli interventi generali, quali l'integrazione sociosanitaria, l'accesso ai servizi e la domiciliarietà. Una seconda parte che entra più nel merito di singole figure e interventi specifici, quali i caregiver, gli assistenti familiari, l'impegnativa di cura domiciliare, l'assistenza domiciliare SAD,
l'assistenza domiciliare integrata all'ADI, il co-housing e le diverse forme dell'abitare, l'affido familiare, la residenzialità e semiresidenzialità, le impegnative di residenzialità, le detrazioni fiscali ed infine le strutture intermedie. Come vedete, tantissimi argomenti che noi abbiamo cercato di mettere insieme per dare organicità appunto alle proposte che noi abbiamo fatto. Per ogni singolo argomento è stata fatta l'analisi della situazione esistente nel Veneto, confrontandola con quella italiana e di altri paesi, in particolare europei, e formulate delle proposte. Il gruppo di lavoro ha approfondito la materia su diversi testi, tra i quali la relazione sociosanitaria della Regione Veneto dell'anno 2019, l'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, il 7° rapporto del network non autosufficienza, l'integrazione organizzativa e integrazione dei servizi sociosanitari della Regione Veneto, del VIRES Veneto, febbraio 2021, le prospettive per il settore sociosanitario oltre la pandemia Università di Bocconi del febbraio 2021 e infine costruire il futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, una proposta per il PNRR Network non autosufficienza del 6 marzo 2021. A me compete quindi di introdurre i lavori illustrando la premessa del documento a cui farà seguito la relazione delle restanti parti a cura di Sergio Furlanetto. L'invecchiamento costante della popolazione italiana e veneta è diventato argomento di discussione, soprattutto per le ricadute drammatiche dovute alla pandemia. L'Istituto Superiore di Sanità ha certificato che in Italia al 14 luglio 2021 i decessi causati dal Covid-19 sono stati complessivamente 127.000 e più. Di questi 121.000 avevano un'età superiore ai 60 anni. Per quanto riguarda le strutture residenziali per gli anziani, al 27 maggio sempre del 2021 risultava che circa il 35% dei deceduti totali nel Veneto, 11.546, erano loro ospiti. Come afferma il recente rapporto del network non autosufficienza, bisognerebbe leggere le vicende del Covid-19 come una lente di ingrandimento puntata sulla normalità, considerando la crisi dovuta al Covid-19 uno stress test estremo sull'abituale realtà dei servizi agli anziani, che permette di coglierne con una nitidezza che la normalità non consente, aspetti positivi e criticità. Per quanto riguarda le criticità, in maniera molto sintetica, si può affermare che tre sono i problemi di fondo dell'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. La frammentazione delle risposte, l'inadeguatezza dei modelli di intervento e il ridotto finanziamento dei servizi. Rafforzare il sistema integrato di assistenza ai non autosufficienti significa prima di tutto approvare una legge quadro nazionale. Nella nostra regione, grazie alla mobilitazione di SPI, FNP, WILP, del sindacato dei pensionati, è stata emanata una legge regionale sulla non autosufficienza nel 2009. Il fondo creato con quella legge nel 2021 ammontava a circa 832 milioni, quasi 833 milioni, di cui 530 milioni erano destinati alla residenzialità degli anziani, circa 170 milioni per quella dei disabili e circa 109 milioni per la domiciliarità. Il 13 luglio 2021, come sapete, è stato definitivamente approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR italiano, nel quale vengono definiti precisi obiettivi e traguardi al cui conseguimento si lega l'assegnazione di importanti risorse. Alle missioni 5 è prevista l'adozione entro la primavera del 2023 di una legge delega sulla non autosufficienza, che ha come obiettivo quello di rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. Nella missione 6, riforma dell'assistenza sanitaria territoriale,
ci sono ulteriori investimenti che possono interessare direttamente gli anziani non autosufficienti: la creazione delle case delle comunità, il potenziamento delle cure domiciliari, e cioè l'ADI e la telemedicina, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia, e cioè gli ospedali di comunità. Gli ultimi 2 piani sociosanitari della Regione Veneto sono stati da noi in larga parte condivisi perché erano lungimiranti. Di fatto hanno anticipato molte delle proposte contenute nel PNRR. Lo slogan "meno ospedale, più territorio" e la necessità di mettere al centro degli interventi le cronicità erano sfide importanti che purtroppo solo in minima parte si sono realizzate, con una distribuzione territoriale molto disomogenea. Gli esempi possono essere molti, ma ci preme sottolineare l'incompleta programmazione delle medicine di gruppo integrate e quella relativa alle strutture intermedie, a partire dagli ospedali di comunità, 2 pezzi importanti della sanità nel territorio. L'attuazione del PNRR nel territorio regionale può e deve essere l'occasione per rilanciare il ruolo del distretto, per potenziare l'assistenza domiciliare e quella residenziale, costruire un disegno organico di prestazioni dedicate alla non autosufficienza, un sistema, una regia pubblica e anche, ribadiamo, una gestione pubblica dei servizi. Ho finito. Le proposte contenute nel documento unitario che presentiamo oggi possono essere un prezioso punto di riferimento per dare risposte efficaci e tempestive alla delicata situazione psichica, fisica ed economica in cui si trova la persona non autosufficiente e le pesanti ricadute in ambito familiare per una reale presa in carico del paziente, per l'equità nell'accesso ai servizi, per un controllo serrato della qualità dei servizi erogati, per un'attenzione particolare per le fasce economicamente più deboli della popolazione. Grazie. Non so se abbiamo in collegamento già l'assessora Manuela Lanzari, a cui vorremmo dare subito la parola. Non ancora, quindi io darei la parola a Sergio Fulannetto dell'FNP CISL per illustrare in maniera sintetica la parte centrale, diciamo, del documento. Grazie. Buongiorno a tutti. Passo a illustrare sinteticamente il documento che abbiamo unitariamente elaborato con l'ausilio di 4 slide per quello che riguarda gli interventi generali e 14 slide per quello che riguarda gli interventi specifici. La prima slide riguarda, generale, riguarda l'integrazione sociosanitaria. Abbiamo osservato che l'offerta pubblica di assistenza continuativa è assai parcellizzata, frammentata nelle responsabilità, nelle spese, nella disponibilità di risorse, negli interventi e nei servizi. Abbiamo cioè interventi sociosanitari assistenziali da parte dello Stato, della Regione, delle ULS, delle strutture intermedie, dei servizi sociali comunali e distrettuali, dei medici di base, commissioni eccetera, spesso scoordinati e di difficile accesso. Alcune proposte per affrontare questi temi. La prima è la necessità di realizzare il testo unico sulla non autosufficienza, prevedendo anche l'integrazione dei LESNA con i LEA di regioni, ULS e distretti per la gestione delle risorse. Incentivare la delega dei servizi rivolti agli anziani al distretto sociosanitario e o ai consorzi di area vasta che possono essere individuati come dei sottodistretti. Attivare il sistema di monitoraggio dei servizi e degli interventi per gli anziani non autosufficienti. Incentivare anche economicamente azioni che portino a una regia unica della presa in carico del cittadino, in particolare se non autosufficiente. I percorsi per accedere ai servizi, percorsi unitari della rete. Necessita ricomporre la frammentazione che dicevo prima fra enti, sedi e percorsi. Alcune proposte anche qui.
Si tratta di rafforzare e qualificare i punti unici di accesso, garantendo una diffusione capillare nei distretti sociosanitari per garantire alla popolazione le informazioni sulle misure disponibili, ricevere le domande, orientare le famiglie e gli anziani nella rete degli interventi, accompagnare alla valutazione e alla erogazione delle prestazioni, semplificare le procedure per quanto riguarda gli interventi dell'unità di valutazione multidimensionale distrettuale per i servizi di assistenza domiciliare integrata, semplificare la scheda SVAMA sia per l'accesso alle strutture residenziali che per accedere ai servizi domiciliari, in funzione di un chiaro progetto personalizzato, in funzione della cura della persona, la gestione degli interventi terapeutici, la mobilità della persona, attività strumentali e relazionali. Il bisogno di assistenza domiciliare rispetto a tutto questo, basta pensare che i non autosufficienti nel Veneto sono circa 180.000, di cui viventi in famiglia ben 149.000 circa, nelle strutture gli altri 31.000. Per quanto riguarda i servizi domiciliari di tipo sanitario e assistenziale, tra le due modalità di intervento vi è scarsa integrazione. Alcune proposte anche qui. Ovviamente si tratta di partire da un aumento degli stanziamenti, come accennava anche prima Gino nella introduzione. Abbiamo per l'assistenza domiciliare impegnati 109 milioni di euro contro 509 per la residenzialità. Si tratta di individuare per ogni utente un case manager che potrebbe essere ad esempio la figura dell'assistente sociale. Bisogna andare a superare la frammentazione delle competenze e dei finanziamenti con un budget complessivo. Integrare l'offerta dei servizi domiciliari attraverso pacchetti di servizi, per esempio pasti, lavanderia, eccetera. Potenziare la teleassistenza e la tecnologia domotica per migliorare la qualità della vita degli assistiti. Garantire il personale per le centrali operative sul territorio con una sezione specifica per i servizi domiciliari. Garantire il raccordo tra interventi ospedalieri, territoriali e domiciliari. Valorizzare e favorire la nascita di reti comunitarie di vicinato. Superare la separazione tra Ministeri del Welfare e Salute, Comuni e USL. Passiamo ora a vedere un po' i particolari, partendo dalla questione dei caregiver, prendendo atto che non esiste una legge specifica in materia. L'ultimo intervento della Regione è la DGR 295 del 16/3/2021, a testimonianza che con le risorse pur scarse esistenti la Regione si sta muovendo. La legge di bilancio del 2018 nazionale aveva definito la figura del caregiver familiare. Il caregiver familiare è colui che fornisce assistenza ai familiari entro il terzo grado e con lunga durata. Per la precisione sarebbe entro il secondo grado, si arriva al terzo in caso di mancanza del primo grado. In Italia si stimano che i caregiver sono oltre 7.200.000, con una età media intorno ai 60 anni. L'impiego medio anno stimato complessivo è di circa 6 miliardi di ore, che se andiamo a suddividerle per i caregiver vuol dire 16 ore medie pro capite di impiego alla settimana. In attesa della legge nazionale che sollecitiamo, si sono attivate regioni come l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo, la Campania, la provincia autonoma di Trento con leggi regionali. Il Veneto con indirizzi di sostegno per utilizzare i fondi nazionali. Ricordiamo che per gli anni 2018-2019 erano 3.529.000 euro, per l'anno 2020 1.894.000 euro e successivamente, in base allo stanziamento nazionale, per ciascuno degli anni correnti 2021, 22 e 23, in Veneto dovrebbero arrivare circa 2.235.000 euro all'anno.
Quale proposta andiamo a fare? In merito al problema del caregiver, proponiamo che venga approvata in tempi rapidi anche una legge regionale in Veneto che garantisca al caregiver nell'accesso dei servizi sociosanitari, che lo favorisca nella conciliazione dei tempi di vita, di lavoro, di assistenza, prevedendo un sostegno economico adeguato, la sua informazione, l'informazione, la tutela della sua salute psicofisica. Passiamo agli assistenti familiari, in buona parte meglio conosciuti come badanti. Secondo l'INPS, in Italia, prima del Covid, erano 407.000, quelle regolari ovviamente risultavano all'INPS, ma da valutazioni fatte, comprese le irregolari, si stima che in Italia siano ben 1 milione queste persone, di cui il 92% donne e per 3/4 straniere. Da una ricerca della Bocconi Università, in Veneto si valutano queste figure in circa 80.000, sostanzialmente a carico delle famiglie e con poche agevolazioni fiscali e previdenziali. Le regioni come Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta hanno previsto per gli assistiti da queste persone dei contributi in base alle soglie ISEE. Quali proposte facciamo? Che anche il Veneto vada a definire dei contributi regionali, soprattutto in funzione di premiare la regolarizzazione delle persone che attualmente lavorano in nero. La formazione per le competenze di queste persone, l'elenco regionale delle badanti che è stato fatto ma langue, le agenzie e gli sportelli di riferimento per favorire l'incontro tra domanda e offerta. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, chiamiamola pubblica tanto per capirci, parliamo di SAD, che è il servizio di assistenza domiciliare in genere erogato dai comuni, con una regolamentazione autonoma e quindi diverso da comune a comune per le regole, del quale si constata però anche un progressivo disinvestimento. Il servizio dal 2006 ad oggi è praticamente dimezzato, riguarda meno dell'1% degli ultra 65 anni, che in Italia sono circa 14 milioni, 1.150.000 poco meno in Veneto. La spesa media per utente nel 2017 in Italia era di poco più di 2.000 euro, scusate. Nel Veneto, in coda alla classifica, 910 euro, come risulta dalle tabelle. Quindi siamo come Veneto gli ultimi nella spesa per questa assistenza SAD, anche se siamo i secondi, dopo la Lombardia, in percentuale come anziani raggiunti. Quali proposte? Incentivare per questo la delega ai distretti sanitari. Regolamentare almeno per aree vaste, non per singoli comuni, i servizi, la presa in carico, la qualità e la compartecipazione. Portare tutte le regioni ad una SAD minima dell'1% degli anziani con l'obiettivo di arrivare all'1,6 nel 2023 e al 2% nel 2024, che vuol dire sostanzialmente raggiungere circa 280.000 persone. L'assistenza domiciliare ADI. Questo tipo di assistenza domiciliare integrata, bisogna partire dal ragionamento che già sono parecchi milioni gli anziani che hanno almeno una patologia. Si pensa che arriveranno a circa 8 milioni per il 2030, quindi non fra tanti anni. Oggi tra questi ci sono già 3 milioni di non autosufficienti, dicevamo 180.000 nel Veneto. L'assistenza domiciliare media in Italia è abbastanza scarsa, sono circa 20 ore all'anno, mentre in altri paesi europei questo valore orario è all'incirca mensile. In Veneto mensilmente in media l'assistenza è di sole 5 ore ed è un'assistenza di tipo clinico sanitario. Quali proposte andiamo a fare?
Aumentare la spesa per l'assistenza domiciliare prevista e che sarebbe prevista in crescita fino a 1,6 miliardi per il 2026. Garantire una maggiore assistenza con personale disponibile 7 giorni alla settimana su 24 ore. Riconoscere la fragilità complessiva delle persone e quindi agire con logica multidimensionale. Bisogna rafforzare tutta la filiera integrando ADI, SAD e comuni. Andare a aumentare il numero delle visite domiciliari e la loro durata. L'aiuto alle persone non autosufficienti viene dato con la cosiddetta impegnativa di cura domiciliare ICD. È un contributo economico che la Regione ha destinato a non autosufficienti e disabili assistiti a domicilio ad integrazione delle attività di comuni e US. Ci sono varie tipologie di ICD. La prima a basso bisogno assistenziale, la seconda a medio bisogno assistenziale, per accedere alle quali bisogna avere un ISEE, star sotto un ISEE annuo di 16.700 euro. Con delibera regionale del numero 1174 del 24 agosto 2021, la Regione Veneto ha istituito anche l'ICD MGS, che è per gli utenti con decadimento cognitivo e gravi disturbi comportamentali. Qui l'ISEE è a 50.000 euro. Abbiamo poi l'ICDA, cioè per gli utenti ad alto bisogno assistenziale, con un ISEE a 60.000 euro. Le altre tre tipo di ICD è per utenti con elevata disabilità psichica e intellettiva, per utenti con disabilità grave fisico-motoria e dal 2017 per le persone malate di SLA. Queste ultime tre ICD non c'è una ISEE, ma avviene una valutazione sulla base del reddito e del tipo di progetto assistenziale che viene fatto. I beneficiari di queste impegnative sono nell'anno circa 28.450. 3/4 di questi sono nella bassa intensità assistenziale. Quali proposte? Bisognerebbe fare un lavoro di mappatura dei servizi, analizzare in maniera più approfondita i bisogni e adeguare l'offerta. Semplificare le modalità di accesso, regolamentare le prestazioni e omogeneizzare tra le varie ULSS gli interventi. Aumentare le prese in carico, sviluppare la teleassistenza e la telemedicina. Aumentare la disponibilità di spesa. Passiamo poi al cosiddetto co-housing o le diverse forme dell'abitare. 2 righe di storia. Il co-housing nasce nel nord Europa negli anni 1970-80 come fenomeno socio-economico. Si allarga poi gradualmente a Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Gran Bretagna e oltreoceano in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, poi Spagna e Italia, anche con la costruzione di veri e propri piccoli villaggi. La proliferazione in Italia è a macchia di leopardo, con l'assunzione anche dell'aspetto socio-assistenziale che avviene tramite riqualificazione delle abitazioni per renderle idonee, tramite poi abitazioni protette con appartamenti condivisi, case albergo che hanno servizi comuni, comunità alloggio, residenze sociali organizzate in forma comunitaria. Esiste poi anche la forma dell'affido familiare a cure di privati cittadini. Quali proposte facciamo in questa direzione che valutiamo importante ed interessante? Politiche volte alla riqualificazione delle abitazioni, introducendo tecnologie tipo la domotica, eccetera, come già si diceva precedentemente, per migliorare la qualità della vita. Incentivare il co-housing in rapporto con gli enti locali definendo gli standard.
Ristrutturare l'enorme patrimonio pubblico che esiste e che magari è lì abbandonato. Costituire sportelli informativi comunali o territoriali. Costituire gruppi di lavoro per intercettare le risorse europee disponibili per questi lavori. Stabilire, per quel che riguarda l'affido familiare, una severa regolamentazione e poi che vengano pubblicizzate queste esperienze di affido familiare per capire quale validità possono avere. Per quanto riguarda invece la residenzialità e la semiresidenzialità, dobbiamo andare a constatare, cosa che già facciamo da qualche anno, che negli ultimi 50 anni c'è una forte riduzione degli ospiti autosufficienti in queste strutture, con invece un forte aumento degli ospiti non autosufficienti, crescendo così la necessità di cura. Questo è dimostrato anche dal fatto che è aumentata fortemente l'età media degli ospiti, siamo agli 85 anni, questo è un'ulteriore conferma della necessità dei bisogni sanitari. È fortemente aumentato, associati ai problemi fisici, sono aumentati i problemi psichici e quelli delle demenze. La Regione Veneto nel 2007 definisce gli standard per accreditare queste strutture. I posti letto complessivi autorizzati sono 34.128 in 382 strutture, però non distribuite omogeneamente nel territorio regionale. Di questi posti, in 143 strutture pubbliche, in gran parte IPAB, ci sono 17.023 posti e in 239 strutture private altri 17.195 posti. Di queste strutture private, in buona parte convenzionate con la Regione. I posti stimati di cui ci sarebbe necessità sono oltre 50.000. Quali proposte facciamo? Siamo a rilanciare la riforma delle IPAB in APSP come già proposto e rilanciamo assieme alle nostre proposte quelle fatte dall'Università Bocconi di Milano a luglio 2019, presentateci alla presenza dell'assessore Lanzarin e che sono state presentate prima del sindacato anche a tutti gli altri interessati, strutture, comuni, controparti, associazioni varie, e di quelle proposte fatte dalla Bocconi sia il sindacato ma anche ci risulta anche le altre istituzioni e associazioni coinvolte avevano dato un parere sostanzialmente favorevole. Poi però questa cosa è restata lettera morta, anche perché probabilmente siamo andati alle elezioni per la nuova giunta, per il nuovo consiglio regionale, e nel frattempo è arrivato anche il Covid. Noi chiediamo che venga rilanciata questa ipotesi. Bisogna aumentare i posti letto per i non autosufficienti, per i malati gravi e per la protezione Alzheimer. Aumentare i posti letto complessivi almeno in 11.000 calcolati rispetto ai coefficienti applicati alle fasce di età della popolazione. Aumentare i posti per la semiresidenzialità, ne mancherebbero circa 1.400-1.500. Bisogna andare a rivedere anche gli standard delle strutture che ospitano queste persone e anche gli standard del personale che sono fermi a quando c'erano in maggior parte persone ricoverate autosufficiente. Bisognerebbe anche provvedere ad assicurare la videosorveglianza sia interna che esterna di queste strutture. Per la residenzialità esistono le impegnative. Il titolo delle impegnative viene rilasciato al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese in queste strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate nel loro esercizio e accreditate. Le impegnative attivate sono 22.944. Con il riparto dei fondi per la non autosufficienza nell'anno 2021 dovevano diventare quasi 28.000. Il valore giornaliero delle impegnative, economico si intende, è di 49 euro,
per il primo livello e 56 euro per il secondo livello. Nel 2015 erano state istituite le mini quote per i non autosufficienti senza impegnativa, che nel 2020 sono state sostituite dalle quote sanitarie di accesso di euro 30 al giorno, e che questa norma scadrà il prossimo 31/12/2022, per cui è urgente prendere in considerazione e valutare cosa fare in questa direzione per i non autosufficienti. Quindi le proposte che andiamo a fare sono intanto di un incremento delle impegnative fino a almeno 30.000 e di introdurre un terzo livello con valore economico pari alla degenza nell'ospedale di comunità, che è di 130 euro. Stabilire poi delle rette tipo da omogeneizzare in tutte le strutture. Una osservazione riguardo alle detrazioni fiscali. La normativa nazionale prevede di poter detrarre o dedurre parte delle spese sostenute per l'assistenza. In Veneto il calcolo però varia quasi in ogni singola struttura. Quindi facciamo una proposta dicendo che indipendentemente dal tipo di servizio a livello regionale sia stabilita una detrazione e deduzione non inferiore al 50% di quella che è la retta pagata. Ultima cosa, e mi accingo a concludere, riguarda le strutture intermedie. Va preso atto che la Regione ha potenziato queste strutture, ma l'attivazione sta andando un po' a rilento. Gli ospedali di comunità dovrebbero arrivare a 1436 posti letto, a seguito anche della chiusura delle lungodegenze. Le unità riabilitative territoriali a 345 posti letto, gli hospice a 308 posti letto. C'è anche un problema di compartecipazione dei costi, che negli ospedali di comunità c'è la gratuità fino al 60° giorno, dal 61° al 90° è di 25 euro al giorno, dal 91° in poi 45 euro al giorno, mentre nelle unità riabilitative territoriali fino al 15° giorno è gratuita, dal 16° al 60° sono 25 euro al giorno, oltre il 61° giorno 45 euro al giorno. Qui proponiamo intanto di definire un cronoprogramma per l'attivazione di tutti i posti letto che sono stati individuati come necessari. Secondo, quello di eliminare la quota fissa di compartecipazione e applicare l'ISEE con una fascia di esenzione fino ai 15.000 euro. Con questo vado a concludere la presentazione del documento dell'autosufficienza. Grazie per l'attenzione da parte nostra. Gino Ferraresso, SPCGL, Furlaneto Sergio, FNP CISL, Cervellin Lorenza, Will. Grazie. Grazie a Sergio per la puntuale e sintetica presentazione del documento. Daremmo la parola all'assessora a Sanità, Servizi Sociali, Programmazione Sociosanitaria della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, che ringraziamo per la partecipazione e per il contributo che vorrà dare a questa discussione, a questa presentazione. Grazie. Sì, buongiorno, io mi scuso ma ho finito giunta perché purtroppo il martedì è giornata di giunta e di consiglio, infatti poi devo andare anche in consiglio regionale, quindi non riuscirò a rimanere a partecipare a tutto il convegno. So che c'è in ascolto anche i miei dirigenti e quindi poi mi riferiranno, anzi, e chiedo anche, io ho visto, sono riuscita a vedere le ultime slide, le ultime 3-4 slide della presentazione, se me la inviate così insomma riesco a recuperare anche la prima parte. Allora, non autosufficienza, è chiaro che oggi parlare di non autosufficienza è uno dei temi principali dell'agenda politica. Non a caso sappiamo insomma che è in itinere, anche credo che ne parlerete poi successivamente,
anche una riforma, la riforma della non autosufficienza, collegata quindi al PNRR e alla milestone, quindi che dovrebbe, parliamo al condizionale, insomma, essere varata entro giugno, come le altre milestone che stanno per essere varate. Ma è chiaro che oggi diventa inderogabile, importante parlare di un'autosufficienza, avere una cornice nazionale e poi regionale chiaramente di conseguenza di riferimento, perché con i provvedimenti che si stanno succedendo e soprattutto il post pandemia, quindi chiaramente anche l'esperienza vissuta nei 2 anni di pandemia, ci hanno sicuramente messo di fronte alla necessità di mettere a terra tutta una serie di azioni, a coordinare tutta una serie di azioni e a uniformare tutta una serie di azioni. È chiaro che non credo si possa parlare di non autosufficienza senza tener conto quello che sta succedendo o che succederà da un punto di vista di medicina territoriale, di medicina di prossimità, di riforma dell'ACN, quindi nuova ACN, di missione 6 e quindi case della comunità, ospedali di comunità, COT, perché parliamo poi anche di missione protetta, fanno sempre parte della famiglia della non autosufficienza, e di M71 che se non erro, insomma, quasi con certezza, domani sarà definitivamente approvato in conferenza unificata dopo lo stop che c'è stato di una settimana da parte del MEF, appunto per questioni di risorse economiche. Quindi io credo che noi dobbiamo avere un quadro complessivo di tutte queste riforme, di tutti questi interventi che io vi ho citato, perché la non autosufficienza sta all'interno di questo, sta all'interno del disegno distrettuale che si vuole fare con il DM 71, sta all'interno del disegno della medicina di prossimità, medicina territoriale che si sta cercando anche in questo caso di riformare, sta all'interno degli interventi che sono previsti. Citiamo le case a comunità come punto sicuramente importante e nevralgico di assistenza per le cronicità, per le situazioni come quelle della non autosufficienza, quando parliamo di non autosufficienza a domicilio, visto che nel DM71 c'è anche, e nel PNRR c'è anche l'incentivo a potenziare la non autosufficienza, a potenziare l'assistenza domiciliare. C'è tutto il discorso legato alle cure palliative, alla rete delle cure palliative, e quindi c'è tutti i discorsi legati poi all'investimento degli ospedali di comunità, e quindi mi collego già a una delle ultime slide che ho potuto vedere rispetto alla programmazione regionale, che ricordiamo la Regione Veneto è l'unica che ha attivato gli ospedali di comunità, e questo l'abbiamo visto insomma nel resoconto che c'è stato da parte delle commissioni riunite, in cui si vede che la Regione Veneto è quella che ha più posti letto in assoluto di tutte le regioni per quanto riguarda gli ospedali di comunità. Oggi gli ospedali di comunità diventano concreti all'interno del PNRR missione 6 e del DM71. La nostra programmazione prevede l'attivazione di 30 ospedali di comunità con i fondi del PNRR e con gli interventi appunto legati a quelli che sono gli standard organizzativi inseriti nel DM71, e quindi andremo a potenziare e a coprire quei fabbisogni che oggi ci sono. Però bisogna anche ricordare un'altra cosa: il Veneto ha anche poi altri posti letto, li avete citati, gli URT, l'unità riabilitativa territoriale, che non ci sono da nessuna parte e quindi si sommano a quelli che sono gli ospedali di comunità, ai posti letto di ospedali di comunità. Poi voi avete ricordato che il discorso del pagamento per quanto riguarda fino a quando l'ospedale di comunità è gratuito e quando scatta invece la compartecipazione. La Regione Veneto sapete che ha allungato il discorso di gratuità a 2 mesi per di fatto, se le situazioni insomma persistono. Il DM71 scrive 1 mese, fino ai 30 giorni. Quindi voi capite che dobbiamo incrociare quindi livelli diversi. Ma andiamo invece al tema della non autosufficienza, che è un tema che voi sapete a me caro, su cui ci siamo confrontati più volte, su cui abbiamo avuto interlocuzione anche con le sigle sindacali, anche durante l'altra legislatura, quando si parlava di riforma delle IPA, di tavoli che abbiamo specificatamente fatto con i sindacati e con anche il lavoro che noi abbiamo messo a punto con il Cergas Bocconi, in una visione di riforma non più solo delle IPA, ma riforma della non autosufficienza, quindi a
360 gradi, che metteva in evidenza e cercava di mettere in rapporto tutti gli interventi per la non autosufficienza. È chiaramente una progettualità che noi riprenderemo. Il Covid sicuramente su questo non ci ha aiutato, però il Covid io credo ci ha anche permesso di capire le fragilità del sistema all'interno delle nostre strutture residenziali, rispetto anche a oggi le prospettive che ci vengono così insomma messe in evidenza. Non penso all'abitare leggero, a quello che è previsto nella missione 5 quando parla di non autosufficienza, e quindi parla però non più di residenzialità assistita ma di un abitare leggero, di una specie di social housing. Penso a interventi legati alla telemedicina e all'assistenza domiciliare, sempre inseriti appunto all'interno dei provvedimenti e delle linee che vi ho citato prima, e che troveranno comunque, anche io ho letto le bozze nella riforma della non autosufficienza, dei contenuti. Quindi è chiaro che noi oggi dobbiamo avere una visione molto allargata, una visione di questo tipo, però permettetemi, perché questo insomma è un momento anche di confronto con voi e di confronto anche con alcune parti appunto che stanno scrivendo la riforma della non autosufficienza, l'avere quasi completamente in tutti questi 2 anni e anche nelle riforme che noi oggi vediamo, avere quasi completamente dimenticato il ruolo fondamentale che hanno le RSA, le strutture per anziani, che noi chiamiamo centri servizi per anziani, sia durante la pandemia, sia per il post pandemia, nella programmazione del PNRR e nei provvedimenti che seguono, scusatemi, però io questo come concetto non lo capisco, perché demonizzare un servizio radicato per quanto riguarda il Veneto nel territorio, che dà comunque un'assistenza, che dà un servizio adeguato, un servizio di qualità, che abbiamo visto come è riuscito a reggere durante la fase della pandemia, e quasi completamente dimenticarlo in tutta questa fase, io non capisco che tipo di programmazione anche da un punto di vista centrale si voglia fare, perché è bellissimo parlare, voi lo sapete, di abitare leggero, di social housing, di servizi che non richiamano alla RSA, ma sappiamo benissimo che noi abbiamo una popolazione che sta invecchiando, abbiamo un indice di non autosufficienza che sarà sempre maggiore e avremo sempre bisogno di più invece di strutture adeguate, attrezzate, flessibili, con standard di qualità, ma che rispondono a queste esigenze. Anche nel contesto, permettetemi, demografico, di una famiglia che ormai non è più una famiglia patriarcale, quindi con la possibilità, insomma, di avere un'assistenza prolungata a domicilio e quant'altro. Quindi non avere in nessun modo, secondo me, io ho guardato e riguardato tutti i provvedimenti che ci sono stati a livello nazionale e anche le riforme che si stanno un po', che ci sono all'orizzonte, non tener conto di questa fattispecie io credo che sia molto grave, ma soprattutto non dia una risposta poi incentrata su quelli che sono i bisogni, perché anche tutta la vostra presentazione, ripeto, ho visto le ultime slide della vostra presentazione, hanno comunque fatto il focus sui nostri centri servizi per anziani, sul discorso legato alle impegnative di residenzialità, sul discorso delle quote, sul discorso dei posti letto e quant'altro. Quindi vuol dire che sono dei presidi che dobbiamo incentivare, dobbiamo aiutare, dobbiamo supportare e dobbiamo dare la possibilità di essere quei centri servizi polifunzionali che nella nostra nome li abbiamo identificato, poi di fatto non sono partiti come centri servizi a 360 gradi. Però oggi abbiamo un'opportunità con PNRR, con riforme all'orizzonte, con una ridisegnazione diversa di quella che è la parte territoriale, di andare in questa direzione. Gli sforzi che sono stati fatti, voi sapete, su questo fronte negli ultimi 5 anni sono sforzi enormi, perché noi abbiamo aumentato il fondo non autosufficienza legato soprattutto alla residenzialità anziani, l'abbiamo implementato in maniera molto molto forte. Cito solo gli ultimi 21 milioni che sono stati immessi nel 2020 o 21, adesso non mi ricordo, 20 o 21, senza contare i milioni che sono stati emessi
precedentemente, no? E quindi cercando di fare uno sforzo enorme da questo punto di vista, cercando di uniformare il territorio, perché vi ricordo che negli ultimi 5 anni, anche sulla distribuzione dei nuovi fondi, delle nuove quote, abbiamo cercato di andare ad aiutare e supportare quei territori, penso all'USL orientale, penso all'USL padovana, penso all'USL Venezia Serenissima, che erano quelli che avevano minor quote, minore copertura, quindi senza pensare a una distribuzione delle quote a pioggia, ma andando ad alzare gli indici di quelle aziende che erano sottostimate. Le USL hanno fatto un percorso anche per quanto riguarda il RUR, quindi il registro unico della residenzialità, proprio un'ottica di uniformità, e questo credo che sia molto importante, delle procedure, ma anche con un unico registro all'interno della stessa azienda sanitaria. Penso che sia un passo molto importante, un passo in avanti, e sono state quindi di conseguenza aumentate le quote. A me non torna il dato delle 22.944 quote, perché le ultime indicazioni che noi avevamo erano di circa quasi 27.000 e oltre quote, in più le quote di accesso, la famosa quota che voi avete citato di 30 euro, che è stata introdotta nel 2021, che ha portato ad altre 3.000, mi sembra più o meno, 2.500-3.000 quote. Quindi i numeri che avete dato voi non coincidono con i numeri che ho io, ma insomma ci possiamo confrontare, quindi non è un problema da parte delle mie strutture confrontarci anche, quindi siamo oltre le 22.944 quote, erano quote quando io sono arrivata, però poi immettendo continuamente ogni anno 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni, 21 milioni di fondi in più, fondi regionali. Poi il fondo nazionale è cresciuto negli ultimi anni, anche un po' il fondo nazionale per quanto riguarda la non autosufficienza, ma io parlo di fondi regionali, quindi abbiamo di fatto aumentato le quote più con la quota d'accesso, che è quella che voi avete citato, che ha portato a queste 3.000 più o meno, 2.500-3.000 quote in più. Allora, la quota d'accesso è partito come una quota sperimentale, lo sappiamo, anche un momento molto difficile, che è stato il momento della pandemia e del Covid. È chiaro che per noi oggi la sperimentazione, stiamo cercando di raccogliere i dati della sperimentazione per poi chiaramente rendere se il provvedimento è un provvedimento appunto che oggi dà una risposta concreta al territorio, anche strutturale, ma in un'ottica di riorganizzazione complessiva, quindi con quelle che sono le quote che oggi ci sono, quelle che sono le esigenze e le necessità. Oggi però permettetemi, citiamo anche l'intervento che noi abbiamo fatto per quanto riguarda l'edilizia residenziale, l'edilizia e le strutture sociosanitarie. Da poco abbiamo emesso 18 milioni di fondo di rotazione per le strutture residenziali per anziani relative all'annualità 2020 e 2021-2022, quindi permettendo alle strutture anche di avere quella linfa vitale per fare gli adeguamenti, per continuare con non solo gli adeguamenti che possono essere quelli sismici, quelli legati all'antincendio, ma anche quelli logistici delle esigenze, e continueremo anche a fare questo anche con interventi successivi, perché è chiaro che anche in questo caso il Covid ci ha insegnato come le strutture devono essere strutture oggi organizzate con stanze a 1 o 2 posti, e con anche percorsi che possono distinguere il percorso pulito, il percorso sporco, con strutture che abbiano comunque necessità anche di diciamo così spazi di isolamento che fino a prima del Covid non ci pensavamo, ma oggi diventano necessari, diventano fondamentali anche per permettere poi alle strutture di non dover tenere camere singole o camere insomma vuote per l'eventualità del positivo all'interno della struttura o di un'altra infezione, perché abbiamo capito, il Covid ci ha insegnato che è arrivato il Covid e ci ha preso tutti alla sprovvista e ci ha però insegnato anche tante cose, ma capiamo che con la globalizzazione, con chiaramente oggi le aperture che ci sono, insomma le infezioni sono qualcosa che dobbiamo tener conto e su cui dobbiamo quindi fare un ragionamento anche all'interno delle strutture sociosanitarie ex ospedaliere di organizzazione logistica, ma anche poi chiaramente legata a quelli che sono gli spazi, i percorsi che dobbiamo individuare. È chiaro che su questo fronte c'è molto da lavorare, noi ci stiamo lavorando proprio però in un'ottica di omogeneità e di uniformità rispetto a tutte le
oggi riforme, provvedimenti che sono in itinere, che sono tutti provvedimenti che però hanno una matrice comune, ossia quella della integrazione sociosanitaria, quella della medicina di prossimità, della medicina territoriale e del forte collegamento poi tra la parte extraospedaliera sociosanitaria e la parte ospedaliera. Quindi in un'ottica di riorganizzazione complessiva, quindi tenendo conto di tutte queste caratteristiche, tenendo conto anche delle caratteristiche che ci vengono comunque evidenziate con le riforme nazionali e con le linee di intervento legate al PNR, noi dovremmo costruire il nostro modello tenendo conto della storicità, di quanto nel corso degli anni si è fatto e in Veneto ha ben funzionato, ma anche dell'evoluzione di quelli che sono i bisogni. Ultima considerazione che faccio però è legata al personale, perché oggi il dramma è quello del personale, lo sappiamo, cioè sappiamo che oggi purtroppo non era mai successo che ci fossero quote anche in abbondanza, lo dico, in alcune USL ci sono quote in abbondanza che non sono state spese, perché non si possono attivare i posti letto perché non c'è personale, perché manca il personale infermieristico e lo sappiamo, e sappiamo il grande sforzo che è stato fatto anche con le aziende sanitarie che hanno e continuano a prestare del personale infermieristico alle strutture sociosanitarie, ma anche con gli operatori sociosanitari che oggi scarseggiano e che oggi vedono anche nei corsi che sono programmati con la regione una difficoltà a volte a riempire tutti i posti previsti all'interno dei corsi. Quindi è chiaro che anche sul fronte del personale, e noi anche su questo insomma stiamo ragionando, dobbiamo fare un ragionamento molto complesso, anche relativo a quelle che sono le misure insomma, che erano già state individuate, poi sono state stoppate, penso all'OS con la terza S, su cui c'è un'interlocuzione con gli ordini degli infermieri per trovare comunque un'uniformità di vedute rispetto a questo o rispetto a quelle che sono anche delle altre iniziative che stiamo mettendo in campo come Regione Veneto per aiutare i servizi all'interno delle unità, all'interno delle strutture sociosanitarie, all'interno delle strutture residenziali per anziani e quindi per agevolare e per aiutare anche il lavoro all'interno di queste strutture, perché il fronte personale diventa fondamentale. Diventa ancora più fondamentale, e qui lo dico, se noi pensiamo che con l'avvio i contenuti del PNRR, quindi delle case di comunità, dell'infermiera di famiglia, dell'aumento dell'assistenza domiciliare, degli ospedali di comunità, delle COT e di tutto il resto che viene previsto, che richiedono personale che oggi non c'è, e quindi con il rischio che il personale venga, tra virgolette, trasmigri tra una struttura e l'altra, creando poi dei buchi invece dove abbiamo bisogno di un'assistenza, e lo sappiamo perché sappiamo come sono oggi le nostre strutture per la non autosufficienza, le strutture residenziali, come anche le strutture semi-residenziali, insomma, che oggi seguono sicuramente delle persone, insomma, con livelli molto alti, perché c'è bisogno di un'assistenza di questo tipo, oltre al supporto della famiglia. Quindi, accanto alle grandi riforme che si stanno facendo a livello nazionale, che noi stiamo facendo a livello regionale, chiaramente con il quadro nazionale per la poi la declinazione insomma sul nostro territorio veneto, l'elemento personale diventa comunque elemento principale e fondamentale, perché è chiaro che se non ci sarà un'inversione per quanto riguarda il personale, quindi con sicuramente provvedimenti, questo ce l'ha detto anche il Ministro Speranza, ancora provvisori e temporanei finché non ci saranno i nuovi arrivi con i nuovi aumenti dei posti di specializzazione piuttosto che dei posti all'interno dell'università, noi avremo degli anni molto difficili in cui dovremo cercare di traghettare anche tutte queste grandi riforme cercando appunto di trovare quelle soluzioni che sono anche le soluzioni emergenziali che sono state adottate anche durante il periodo di emergenza Covid. È chiaro che se parliamo di non autosufficienza specifica, di residenzialità e quant'altro, io credo che una riflessione anche sui profili specifici, penso all'infermiere sociosanitario, penso all'infermiere di comunità,
penso all'infermiere che ha una vocazione più territoriale piuttosto che ospedaliera, dovremmo farla, e con le università, insomma con le nostre università abbiamo già aperto un dialogo in questa direzione, proprio perché siamo consapevoli, insomma, che oggi bisogna avere un approccio anche di questo tipo. Comunque io chiudo per non rubare anche molto tempo, ho massima disponibilità al confronto con voi, quindi mi farà molto piacere, anche se le analisi, gli spunti che oggi arriveranno, insomma, mi verranno insomma forniti in modo che diventano anche per noi un momento di confronto e di partenza rispetto a questo momento, che è un momento molto particolare, molto vivace, molto stimolante, ma che ci deve anche far intrecciare i vari livelli, i vari provvedimenti, le varie opportunità, ma anche in una lettura di quello che è il contesto oggi sociale, demografico ed economico che stiamo vivendo. Grazie Assessore per il suo contributo. Già da domani noi siamo anche pronti a vederci per confrontarci, anche perché il PNRR, come sappiamo, ha uno spazio, un orizzonte un po' più in là nel tempo. Noi pensiamo che il documento che abbiamo elaborato si possa già, come dire, spendere nella nostra regione per affrontare tutte le cose positive che ci sono e anche le criticità che ci sono, a partire, come ha detto anche lei, dalla questione della residenzialità, che è vero che rispetto ai documenti sul PNRR insomma si privilegia questa cosa della sussidiarietà e bisogna valorizzare comunque anche la residenzialità, e dall'altra parte anche la questione del personale, che mi permetto di dire non è solo un problema di programmazione, ma anche un problema, come dire, contrattuale, nel senso che se manca il personale vuol dire, e il personale anche gli ossa, ma anche il personale, forse c'è anche un problema economico per attrarre insomma le persone a fare questo lavoro, che sappiamo è un lavoro molto, molto pesante. Grazie ancora per il suo contributo. Darei la parola quindi al Presidente dell'UNEBA Veneto, Francesco Facci. Sì, mi sentite? Posso cominciare allora. Comincio con una battuta. Il mio intervento si focalizza su un paio di premesse e su 3 contenuti che voglio sviluppare insieme con voi. Però inizio con una battuta. La mamma di casa o il papà di casa, se vuole dar da mangiare ai figli, quando va a fare la spesa, prima guarda in frigo cos'ha e poi guarda cosa ha nel taccuino, e così può decidere se comprare pane o se comprare companatico, insomma, se orientare la sua spesa. E questa battuta iniziale mi accompagnerà anche dopo per motivare e dare giustificazione a quello che vado a introdurre. Le 2 premesse sono queste. Quando vi chiedo una cortesia, quando si definisce privato, io distinguerei tra il privato commerciale e il privato non profit, ecco. Io dirigo una struttura che è nata nel 1840 dalla volontà di un parroco, è ancora presente, e questo è un privato non commerciale che fa un servizio pubblico. Ci sono altri tipi di strutture, fortunatamente non molto presenti in Veneto, e così capite anche il mio punto di vista, che intendono arrivare su un territorio con lo scopo di lucrare su una determinata situazione, ecco. Queste sono intenzioni diverse, sono prospettive diverse. Se l'ente che dirigo è presente dal 1840, ha fatto 2 guerre mondiali, ha passato la spagnola, ha passato il Covid ed è tuttora presente nonostante le perdite derivanti da queste situazioni, è perché la sua missione è servire un territorio, servire la fragilità di un territorio. E infatti la popolazione ama molto questa struttura, ecco, e questo lo dico per tutte le strutture in Veneto.
Questa è la prima premessa. La seconda riguarda l'RSA. Con molto piacere sento, ma è un pensiero che mi è stato confermato, non è, lo conoscevamo, la difesa da parte dell'assessore dell'RSA. Allora, le RSA, casomai se i numeri non sono precisi possono essere ridefiniti, ma nel territorio veneto avete scritto voi, sono 33.000 posti letto, gli ospedali ne rappresentano 20.000 o poco meno, cioè ci sono un terzo di posti letto in più. E dove sono questi posti letto? Sono nei territori che tante volte non hanno nessun tipo di altra struttura residenziale. Sto pensando alle valli di montagna del Bellunese o al Polesine, per cui rappresentano una vicinanza con un servizio, ecco, nei territori magari dove non c'è niente altro. E questo è un altro aspetto che bisogna tener conto, perché inconsapevolmente queste strutture sono monopoliste nel loro territorio, perché di che cosa sono monopoliste? Di fornire un letto, di fornire un ambiente caldo d'inverno, fresco d'estate, di fornire un pasto, di fornire un'assistenza sociosanitaria 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Questa è la nostra posizione di monopolio. Ed è questa, da questo punto di vista io partirei. Allora, queste erano le due premesse. Andando più sul contenuto, prima dell'approvazione del PNRR ci era stato chiesto come associazione di categoria, io rappresento circa un centinaio di enti in Veneto, enti sostanzialmente di ispirazione cristiana e circa 10.000 lavoratori e 12.000 posti letto. C'era stato chiesto un contributo per dare delle indicazioni alla regione che potesse poi portarle a livello nazionale. Allora io mi sono posto questo problema. Quanti soldi potrei chiedere io dal piano nazionale di ricrescita e resilienza ehm, per le strutture socioassistenziali nel Veneto, le RSA? Allora, ho fatto questo conteggio, perché dobbiamo capire cosa abbiamo in frigorifero, dobbiamo capire cosa c'è, bisogna censire quello che c'è. Sono 330 strutture. Un posto letto oggi costa 100.000 euro, da 100 a 150.000 euro. Facciamo 120.000 euro. E come sono le strutture in Veneto? Una struttura, quando uno fa una casa, sa che l'ammortizza per 30 anni, dopo la deve risistemare. Molte delle nostre strutture hanno 100 anni, hanno 50 anni, 60 anni, per cui hanno superato abbondantemente il periodo di ammortamento. E la pandemia l'ha messo in evidenza che i posti sono tante volte angusti, non ci sono i percorsi sporco pulito, senza tener conto della legge antisismica. Allora, facendo un conto proprio molto a spanne, ma molto, molto a spanne, diciamo che metà di questi posti letto sono da ristrutturare. Supponiamo che siano da ristrutturare. Allora, se un posto letto costa 120.000 euro e metà dei posti letto sono 16.000, superiamo il 1.600 milioni. Lo superiamo abbondantemente. Ma cosa abbiamo previsto a livello di PNRR? E qui mi ricollego a quello che prima l'assessore ha detto. Cioè c'è stata un'attenzione molto puntuale su servizi nuovi, ma senza tener conto di quello che ho in frigo. Cosa ho in frigo? Delle strutture da ristrutturare. È chiaro che questo è un dato ineludibile per il futuro e da cui bisogna partire. E se è ineludibile io devo pensare come devo metter mano al portafoglio, che è la seconda fase della mia spesa, per poter dire: bene, dobbiamo dare una risposta a ciò che c'è prima di pensare a ciò che ci sarà, o farlo insieme.
o farlo insieme. Ecco, questo percorso qui deve partire da un censimento, deve partire da una situazione di conoscenza. Dobbiamo assolutamente fare un censimento per capire se queste strutture come sono messe e se sono ristrutturate oppure no, o se hanno bisogno di interventi. Magari, ecco, in questo sì, favorendo quello che può essere portatore di maggiori risultati, favorendo ad esempio l'accorpamento di alcune strutture, perché piccolo è bello, ma piccolo tante volte non è sostenibile. Oppure cercare che ci siano organizzazioni che possono mettere insieme più servizi o più centri di servizio per poter abbattere dei costi fissi. È chiaro che il mio intervento è un intervento da parte del gestore, da parte di colui che normalmente gestisce le strutture. Ecco, si capisce un po' il mio punto di vista. Per cui ecco, sul versante strutture, questo c'è da fare e c'è da mettersi in mano su queste cose qua. L'altra parte l'ha toccata sempre l'assessore, ma la voglio riprendere anch'io, il personale. Durante la pandemia ci siamo trovati in guerra, bruttissima parola in questo momento, ma mi fa spiegare le cose, senza soldati, e lo siamo tuttora senza soldati. Allora, sia sul versante degli OSS, sia sul versante degli infermieri. Allora, sul versante degli OSS sono contento che ci sia la presenza del dottor Spano, perché stiamo cominciando a ragionare su quello che potrebbe essere un accreditamento delle figure che sono le badanti, okay, che possono avere, come dire, una certificazione, qualora non sia assunte regolarmente, per un percorso facilitato poi come OSS. Questo non toglie nulla alla qualità del servizio e della formazione che si vuole erogare, ma aiuta anche peraltro a far venire fuori un sommerso, perché se io posso dare dei crediti formativi sia nell'ambito formazione sia nell'ambito del tirocinio rispetto a badanti regolarmente assunte, questo fa emergere il sommerso e aiuta noi, perché ricordiamocelo, fuori dai denti. Chi viene a lavorare nelle case di riposo non sono i nostri figli dei veneti. Io sono veneto, ma non sono i miei figli. Vanno all'università, ma per amor del cielo sono scelte, sono opportunità. Ma oggi chi viene a lavorare da noi sono le badanti, le mamme di famiglia che sono rimaste senza marito o che sono in situazioni di difficoltà e comunque devono dar da mangiare ai figli, sono chi è rimasto senza lavoro. Per cui tutta un'attenzione sulle politiche attive che assolutamente noi non dobbiamo dimenticare, e quello che stiamo costruendo col dottor Spano mi sembra molto, molto opportuno. Dobbiamo, ecco, proseguire su questa strada. Come proseguire sulla strada, ma questi sono aspetti più tecnici, anche di liberalizzare i corsi OS, almeno capire come farlo, insomma, ecco. Termine un po' importante. Sul fronte infermieristico noi purtroppo stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse da infermieri stranieri, dall'estero. Io nella mia struttura ne ho ricevuti 2 settimane fa 6 dal Kenya, okay? Ma è possibile, io chiedo, è possibile che in Italia non si possano aumentare i posti di formazione per gli infermieri professionali? 6.000 sono le persone che non hanno potuto accedere ai corsi di infermiere, che hanno fatto l'esame per essere inseriti e non c'era il numero, il numero era precostituito. Allora dico, se io ragiono come se fossi un'azienda, se la regione è un'azienda, se l'Italia è un'azienda e c'è un settore produttivo che limita la produzione complessiva, dico, caro settore produttivo, cioè università, non è che tu puoi aumentare del 10% solo all'anno i tuoi corsi. Se ho bisogno del doppio, mi fai il doppio degli infermieri. O perlomeno cerchiamo di capirci. E anche qui spendo una parola positiva rispetto a quello che ha fatto la Regione Veneto, perché la Regione Veneto è quella che quest'anno ha avuto il numero più alto di infermieri, come aumento dei posti di infermiere all'università in tutta Italia.
Però dobbiamo sdoganare queste situazioni, non è possibile che ognuno non parla con l'altro. L'università è una turris eburnea che lavora per conto suo. No, non è così. Se bisogna che tutti funzionino, devono funzionare tutti. E questo è il secondo aspetto. Terzo aspetto, la tecnologia. Allora, io non voglio entrare molto su questo intervento, però noi ci stiamo facendo delle cose importanti sulla tecnologia. Noi abbiamo installato in questa struttura la macchina del farmaco che mi recupera 60 ore di preparazione, 60 ore alla settimana di preparazione dei farmaci da dare ai pazienti, perché lo fa un robot. Ma questo poi permette, ad esempio, oggi abbiamo un'interlocuzione con l'ULSS 6 per capire se possiamo ridurre il consumo dei farmaci agli anziani, che è tantissimo, ok? Ma il fatto di avere la tecnologia, di avere i dati all'interno della macchina, della cartella sociosanitaria, mi permette anche di fare questo, perché peraltro i dati sono accessibili, perché sono accessibili non solo alla struttura, ma anche all'USL, anche al cittadino. Allora, nel momento in cui io gradisco molto e ho molto apprezzato i contenuti che avete illustrato, anche il punto unico di accesso, ma nessuno ha detto il punto unico di accesso dei dati. Oggi internet dovrebbe averci insegnato che tutto gira sui dati. Dobbiamo avere un fascicolo elettronico dove affluiscono i dati, dove noi possiamo prendere in carico la persona dal momento in cui ha bisogno, a casa, poi quando viene ricoverata in ospedale, poi quando arriva in struttura, ma i dati sono preziosi, è il petrolio, dicono che sia il petrolio del nostro tempo. Le cose più importanti del nostro tempo. Nessuno ha detto il punto unico di accesso dei dati. Bisogna partire da là e in quel momento noi possiamo accedere, perché ormai con internet noi possiamo accedere ai dati. Ci saranno problemi di privacy da superare e quant'altro, ma la tecnologia c'è. Noi lo facciamo con i dati delle terapie, con i dati della cartella, possiamo mettere in comunicazione l'USL per vedere come percorrere una strada di miglioramento e di riduzione della quantità dei farmaci degli anziani. Ecco, io finirei qui, non volevo dare diciamo molte informazioni, che sono state moltissime quelle già date e che condivido per la stragrande maggioranza. Volevo dare più che altro una ottica dei gestori e ringrazio moltissimo chi ha organizzato l'iniziativa, perché mettere insieme le cose, mettere insieme tutti i punti di vista ci permette di fare meno errori, tutto là. Grazie ancora. Grazie Presidente Facci. Raccogliamo questa sua cosa che ha detto alla fine rispetto al mettere insieme. Questo è stato il nostro sforzo con questo documento, tentare di mettere insieme un po' tutte le questioni che riguardano la non autosufficienza e tentare di affrontarle non a pezzi, come succede molte volte, tenendo conto che la residenzialità, come è emerso, è una parte importante, però teniamo sempre conto che sono 180.000 i non autosufficienti nel Veneto, 33.000 sono quelli ospiti nelle strutture, i rimanenti 147.000 sono assistiti a casa, quindi anche la parte domiciliare deve avere insomma l'attenzione che merita. Passerei la parola alla Presidente della Commissione Interventi Sociali e Politiche per la non autosufficienza, Livia Turco, dalla quale chiaramente ci aspettiamo anche una visione più nazionale, oltre che veneta, insomma, delle questioni che riguardano la non autosufficienza.
Grazie. Grazie di cuore, ho ascoltato con molto interesse le vostre proposte e anche gli interventi che si sono succeduti. Li riprenderò perché effettivamente meritano. Come voi sapete, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha inviato a Palazzo Chigi il 28 gennaio scorso il testo di legge norme per la promozione della dignità della persona anziana e per la presa in carico della non autosufficienza, testo condiviso con il Ministero della Salute, testo sul quale regna l'assoluto silenzio e io lo devo denunciare. Come abbiamo lavorato per il testo di legge? Ma intanto abbiamo ritenuto doveroso misurarci con le novità della pandemia e quindi abbiamo ritenuto che fosse molto importante condividere un impianto culturale che vi esplicito, ma che ho trovato, e questo mi fa molto piacere, nelle vostre proposte. Il primo punto valoriale che motiva la legge è che noi abbiamo visto nella pandemia un aspetto che personalmente mi ha molto colpito, che ci sono state 2 stagioni della vita che sono state molto penalizzate. La stagione della vita dell'infanzia, i bambini, e la stagione anziana, duramente colpita la stagione della vita anziana. E ci si è trovati di fronte ai problemi che hanno vissuto sia gli anziani che i bambini, con una grave carenza di servizi. Abbiamo toccato con mano cosa vuol dire non aver applicato la legge quadro 328 sui servizi sociali, abbiamo capito quanto sono importanti i servizi sociali, ma soprattutto abbiamo capito che non si può accettare una regressione culturale secondo la quale la vita che conta è soltanto la fase centrale della vita, quella produttiva. E quindi abbiamo ritenuto questo il primo punto che motiva anche il titolo, che motiva l'impostazione della legge. Abbiamo ritenuto di dover parlare di ciclo della vita, ciascuna con la sua scandita nelle sue varie fasi, ciascuna con la sua dignità, con la sua peculiarità. E dunque la stagione della vita anziana come grande stagione della vita delle persone, che deve essere riconosciuta nella sua dignità e nella sua peculiarità. Questo è il primo punto culturale. Il secondo, a partire dalla non autosufficienza dobbiamo costruire, tanto più dopo la pandemia, veramente con coerenza il welfare di prossimità. Il welfare di prossimità è quello che promuove le capacità di tutte le persone, anche di quelle che più fragili, che cerca di tirare fuori le competenze e le capacità di ciascuna persona, che mette al centro la forza, l'intensità delle relazioni umane, perché il grande male che viviamo e che vivremo è la solitudine. E dunque l'importanza delle relazioni umane, a partire da quelle familiari a quelle comunitarie, e l'importanza di umanizzare i contesti di vita. Il terzo punto di impianto culturale è quello che ci è suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cosiddetto approccio biopsicosociale, e quindi la necessità di prendere in carico la persona in tutta la sua complessità. Tema questo certo non nuovo, però sempre poi difficile da realizzarsi. E l'altro punto importante l'altro punto di impianto culturale è la necessità di riaffermare il concetto di diritti sociali esigibili, da realizzare attraverso l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Non possiamo continuare ad avere un welfare sociale che ignori
o un welfare che ignori i diritti sociali e li riduca a interventi monetari. Abbiamo anticipato, come sapete, voi lo avete apprezzato e quindi di questo vi ringrazio molto, alcuni aspetti della legge nella legge di bilancio. Abbiamo lavorato con questa idea, cerchiamo di piantare alcuni chiodi della nuova riforma nella legge di bilancio, a partire anche dalla competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è quello di, come sapete, elaborare il piano nazionale per la non autosufficienza che sta scadendo e che quindi deve essere elaborato ed effettivamente è in via di elaborazione. Voi conoscete la legge 234 del 30 dicembre 2021, la legge di bilancio, che all'articolo 1, dal comma 159 al comma 171, riporta i LEPS per la non autosufficienza e, cosa importante, anche alcuni LEPS sociali, perché voglio ricordare che nel fine giugno è stato approvato, dopo 20 anni, il secondo piano sociale nazionale, che contiene delle cose molto importanti. Proprio per quanto riguarda un approccio innovativo sulle politiche sociali e per quanto riguarda la definizione di alcuni LEPS, primo fra tutti quello degli assistenti sociali. Ho sentito parlare molto giustamente del problema del personale. La pandemia ha fatto emergere il fatto che se non hai gli assistenti sociali e non hai il segretariato sociale non puoi neanche gestire il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza non lo gestisce l'ufficio dell'INPS soltanto, hai bisogno di avere qualcuno che prende in carico, e il nuovo piano sociale, il nuovo piano povertà sviluppa molto questa presa in carico oltre che l'intervento monetario. Ma la mancanza che si è riscontrata molto grave di assistenti sociali ha portato a definire il LEPS un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Che cosa prevedono i LEPS nella legge di bilancio lo sapete, lo richiamo solo rapidamente: un forte investimento nella domiciliarità, perché come è stato detto noi non intendiamo la domiciliarità soltanto come assistenza domiciliare. Anch'io penso che bisogna guardare quello che si ha in frigo e non si può assolutamente demonizzare le RSA, le case di riposo, lungi da me e da noi demonizzare questo. Ma come avete richiamato, noi oggi abbiamo un problema molto grave di assistenza domiciliare e soprattutto di assistenza domiciliare sociale che abbia un riconoscimento adeguato. Quindi ci è sembrato giusto mettere al centro appunto la domiciliarità sociale, le nuove forme di coabitazione solidale, i servizi di sollievo alle famiglie e anche la grande attenzione che bisogna sempre avere alla qualificazione del lavoro di cura. È stato richiamato il personale, è numero, è presenza ed è qualificazione, soprattutto qualificazione delle nostre assistenti familiari, dette badanti, dei nostri assistenti, preziosissimi assistenti familiari che hanno bisogno di formazione e di contratti regolari. Vorrei descrivervi rapidamente la legge quadro dividendola in 4 parti, cioè quali sono i diritti per le persone e le famiglie, qual è la governance, qual è la formazione e le risorse. La legge è una legge che contiene dei principi e dei criteri di delega, ma contiene anche delle norme che sono immediatamente attuative. Si apre con 2 norme che io considero molto importanti proprio per definire l'impalcatura, l'impianto della non autosufficienza, o meglio l'impianto delle politiche per la vita anziana, che sono le definizioni, cioè mettiamoci d'accordo cosa intendiamo per punto unico di accesso, RSA,
PUA, PAI, cioè questo linguaggio. Noi dobbiamo da un lato renderlo comunicabile alle persone che leggono una legge, perché tutti devono poter leggere una legge, e poi dei concetti devono essere condivisi, perché se tutti intendiamo la stessa cosa quando usiamo una parola, questo è molto importante per definire un sistema che abbia poi una sua uniformità. E dal punto di vista dei diritti delle persone, che cosa prevede la legge? Beh, intanto, partendo dalla valorizzazione della stagione della vita anziana, noi abbiamo previsto all'articolo 3 le politiche per l'invecchiamento attivo. Lo chiamiamo precisamente invecchiamento attivo e prevenzione, linee guida nazionali. Un articolo che considero molto importante perché voi mi insegnate, voi ne siete stati protagonisti, ci sono tante iniziative di promozione della vita attiva sul territorio, però queste non costituiscono ancora una politica nazionale. Allora noi prevediamo proprio che siano definite delle linee guida nazionali per l'inclusione e la promozione dell'accessibilità delle persone anziane e fragili ai servizi e alle risorse del territorio, e che poi linee guida che devono poi tradursi in piani regionali. Che cosa ci interessa mettere in risalto rispetto all'invecchiamento attivo, alla promozione della dignità della persona anziana? Intanto di valorizzare le sue competenze, di valorizzare il tanto che può ancora dare, il favorire la solidarietà tra generazioni, punto assolutamente cruciale, ma di non soltanto facilitare l'accesso ai servizi, ma di promuovere una sorta di rigenerazione urbana, perché e guardare a tutti gli aspetti della vita delle persone. Vi racconto un episodio che sembrerà banale, ma per dirvi il modo di ragionare. Cioè noi dobbiamo avere attenzione a tanti aspetti della vita quotidiana. Per esempio in un comune di Torino, quando c'era una giunta di sinistra a Torino che ha perso, in uno dei quartieri popolari di Torino, dove la sconfitta del centro-sinistra è stata più clamorosa, uno si interrogava: ma come mai li abbiamo perso? C'erano tante ragioni, ma guardate, ce n'era una, che c'era un semaforo della strada che stava acceso molto poco, quindi si passava dal rosso al verde molto rapidamente, e le persone anziane facevano fatica ad attraversare la strada. Ecco, banalità, quando si parla di qualità della vita bisogna guardarla a tutti gli aspetti, soprattutto poi quando si guarda persone che hanno maggiore fragilità, e quindi rigenerazione del contesto urbano, l'attenzione alla mobilità, l'attenzione all'accesso dei servizi, l'attenzione a tutti gli aspetti della vita quotidiana. Quindi questo articolo 3 lo consideriamo molto importante per valorizzare la condizione della vita anziana, ma anche perché voi mi avete insegnato, perché sono tante le proposte di legge che lo PCGL e i sindacati confederali in modo unitario, e i sindacati pensionati in modo unitario, se penso agli anni, sono tante le proposte di legge che avete fatto, e ci avete insegnato che, insomma, un punto che io condivido molto è che bisogna prevenire, rallentare, prendere in carico la non autosufficienza. Poi quando la persona si trova in condizioni di fragilità, che cosa deve poter offrire? Qui non dico delle cose che sono nuove, la legge raccoglie molte delle esperienze che ci sono, e quindi non ha la pretesa di inventare chissà che cosa di straordinario, no, di costruire un sistema che raccolga le buone pratiche dei territori e le faccia diventare sistema LEPS. Intanto è molto importante che una famiglia, quando si trovi con una situazione di disabilità e di fragilità, trovi un amico di famiglia. Ecco, questo punto unico di accesso è molto molto importante, e
e vorrei dire che all'articolo 2,10 noi lo definiamo questo punto unico di accesso. I PUA, punto unico di accesso, sono servizi di diretta gestione pubblica territoriale che nell'ambito delle case di comunità svolgono attraverso equip multidisciplinari integrate da personale del servizio sanitario regionale e da personale dei servizi sociali operanti presso l'ATS di riferimento, le attività di ascolto, informazione, presa in carico, valutazione multimediale e predisposizione del progetto assistenziale personalizzato per le persone anziane e per le persone non autosufficienti, sulla base delle previsioni che regolano il funzionamento dei LEA e di quelli che regolano il funzionamento dell'EPS. Il progetto assistenziale integrato sono redatti di norma in forma pattizia con la partecipazione diretta e la sottoscrizione del progetto da parte della persona destinataria e dei familiari coinvolti e se nominato dall'amministrazione di sostegno. I progetti assistenziali integrati sono soggetti a periodiche verifiche e revisioni in relazione all'evoluzione delle condizioni personali e familiari del beneficiario degli interventi, destinatario degli interventi stessi. Nell'ambito delle equip multidisciplinari integrate è individuata la figura del responsabile del PAI. L'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi è aperta alla collaborazione con gli enti del terzo settore e con le risorse del volontariato informale e di prossimità. Quindi insieme al punto unico di accesso così definito viene previsto all'articolo 4 nella programmazione integrata il progetto assistenziale personalizzato con il budget di cura e di assistenza. Sono esattamente l'articolo 4 e il comma 4 che li definisce in un modo preciso sia il PUA, il punto unico di accesso, sia il progetto personale integrato, sia il budget di cura e di assistenza. Il budget di cura e di assistenza si definisce strumento per la ottimizzazione progressiva della fruizione della gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno al territorio. Al budget di cura e di assistenza concorrono tutte le risorse anche economiche e in particolare le risorse derivanti dai trasferimenti alle regioni relative alle quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla specificità, le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni del Fondo per la non autosufficienza, le risorse erogate ai cittadini da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione di leggi e disposizioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome. Abbiamo poi ritenuto di dover dare molta attenzione, come ho sentito anche dire, molta attenzione alla questione del diritto all'informazione e alla telefonia pubblica, cioè le persone devono conoscere i diritti di cui hanno, i diritti che gli compete, devono sapere cosa c'è a disposizione e devono avere dei riferimenti perché se si trovano in una situazione di difficoltà di avere appunto quella telefonia che consente di poter segnalare un caso di emergenza, una difficoltà. Punti questi che sembrano minori, ma che invece sono molto importanti poi nella vita concreta delle persone. Quindi abbiamo previsto questo punto nell'articolo 5. Articolo 5 che contiene poi un aspetto molto importante, la classificazione nazionale delle prestazioni dei servizi sociali alla persona, che lo riprenderò dopo. Sempre per quanto riguarda i diritti che vengono riconosciuti alle persone, un forte investimento nella domiciliarità, dell'assistenza domiciliare, ma anche nelle nuove forme di residenzialità, nelle nuove forme di
residenzialità solidale, il co-housing, le nuove forme di residenza. Questo soprattutto guardando al futuro. Noi avremo sempre di più, proprio in relazione ai fenomeni della denatalità e dell'invecchiamento, come è stato richiamato, bisogna confrontarsi con i dati. La denatalità farà sì che le reti familiari saranno reti familiari in cui le persone molte volte saranno sole, e quindi questo aspetto della solitudine sarà il punto più importante dei prossimi anni, e quindi bisogna prevedere forme di abitazione solidale che consentono alla persona di conservare la sua autonomia, ma di condividere con altri tanti aspetti della vita. Abbiamo poi previsto, sempre per facilitare la vita alle persone, la semplificazione delle procedure. Su questo prevediamo una delega all'articolo 9. Prevediamo il sostegno ai caregiver familiari, l'articolo 7. Su questo, ecco, io voglio anche dirvi molto francamente quelli che sono della legge, i punti che ci convincono di più, altri che siamo disponibili, cioè noi consideriamo questa legge una bozza che si mette a discussione, quindi io so che sulla questione, per esempio, del caregiver, noi parliamo di sostegno, delega per il sostegno ai familiari conviventi impegnati nell'assistenza diretta alle persone non autosufficienti. So che questa dizione, sostegno ai familiari conviventi, viene considerato nell'ambito, viene considerata una forma limitativa. Devo dirvi che noi siamo stati molto sollecitati dalle esperienze, dalla richiesta di aiuto, dalla richiesta di riconoscimento che è venuta dai familiari delle persone con disabilità grave e gravissima, ed è vero che insomma assistere nella convivenza e con quel tempo pieno persone con disabilità grave e gravissima richiede una particolare attenzione. Però forse questo è un punto, lo anticipo, questo articolo 7, che potrà essere rivisto nella discussione, per esempio non prevedere la forma rigida dei familiari conviventi, trovare una gradazione, tenendo poi anche conto che bisogna fare poi i conti con il MEF. Noi qui abbiamo previsto però per il caregiver delle importanti forme di riconoscimento, tutele previdenziali, assicurative e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, previsione di interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza sviluppata, previsione di intervento di sostegno anche psicologico, evitando che dal loro impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio della responsabilità genitoriale ed educativa nei confronti dei figli. E poi la necessità che i rappresentanti dei caregiver siano sentiti nell'ambito della programmazione sociale e sociosanitaria a livello nazionale. Sempre per quanto riguarda i diritti dei cittadini, io segnalo l'importanza dell'articolo 10, dove noi prevediamo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità. Cioè, diciamo, il comune deve periodicamente ascoltare i cittadini sulla qualità dei servizi che sono dati, proprio a partire dalla non autosufficienza, che sono quelli più delicati, la qualità dei servizi, fare un monitoraggio, ascoltare le proposte, e che questo ascolto dei cittadini sia non un generico ascolto, ma che venga in qualche modo registrato e che venga tenuto in conto nella definizione poi dei programmi che vengono adottati dai comuni. Prevediamo anche una giornata della partecipazione attiva come esempio, insomma, per affermare veramente la necessità di un welfare attivo, partecipazione attiva dei cittadini per lo sviluppo inclusivo. E tra le altre cose qui insistiamo molto sul
le esperienze e le buone pratiche di solidarietà tra generazioni e diciamo che d'intesa con gli organi scolastici, per esempio, le buone pratiche di solidarietà tra generazioni possono ottenere e dare adito a prevedere forme di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti che assumono e svolgono con continuità azioni di volontariato debitamente attestate, perché ecco, nella legge facciamo una scelta molto forte per il rapporto nella solidarietà tra le generazioni. E vado rapidamente. Il tema della governance e la questione dell'integrazione sociosanitaria. Un punto che è stato oggetto di discussione, su questo si sono manifestate anche delle insoddisfazioni, ci sarebbe di fatto poca integrazione sociosanitaria. Guardate, io sono sincera, anch'io non sono pienamente soddisfatta, anch'io avrei voluto un po' più di impegno da parte del Ministero della Salute, nel senso di avere un'integrazione che soprattutto per quanto riguarda la domiciliarità sociale, la domiciliarità sanitaria, vedesse il Ministero della Salute impegnato anche a un maggior stanziamento di risorse per la domiciliarità sociale, perché abbiamo uno squilibrio troppo grande e la legge finanziaria è vero che stabilisce i LEPS, ma quei LEPS hanno poche risorse, quindi non giriamo attorno ai problemi. Se vogliamo realizzare l'approccio olistico, se vogliamo superare la domiciliarità come canne d'organo, c'è poco da fare, ci vuole un forte impulso della domiciliarità sociale e un forte impulso, un forte impegno da parte dei comuni, ci vuole un forte intervento da parte del sociale, un forte rafforzamento del sociale, ma ci vuole anche un impegno per quanto riguarda la domiciliarità sociale da parte della sanità. E io credo che nello sviluppo della legge sarebbe importante che questa parte venisse rafforzata. Come si sviluppa la governance? L'articolo 4, la programmazione integrata, che prevede la elaborazione di un piano nazionale per la non autosufficienza in collegamento con il patto per la salute, e questo è molto importante, piani a cui seguono i piani regionali per la non autosufficienza e piani regionali che poi sono sottoposti ad un monitoraggio. Cioè credo che sia molto importante che si preveda che all'articolo 4 che si preveda che le regioni elaborano i piani regionali per la non autosufficienza e inviano i relativi atti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il monitoraggio sullo stato di attuazione dei LEPS. Sulla base dei dati di monitoraggio e della relativa valutazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede agli eventuali interventi di verifica e all'adozione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle necessarie misure correttive. Cioè noi dobbiamo puntare alla uniformità delle prestazioni, quindi dobbiamo avere degli strumenti di monitoraggio, di valutazione effettiva. Così come viene istituito un comitato di coordinamento tecnico permanente per poter gestire insieme la missione 5 e la missione 6 tra il Ministero della Salute, Politiche Sociali, il Ministero della Disabilità e il Ministero dell'Economia. L'altro punto importante della governance è il classificatore nazionale delle prestazioni e dei servizi sociali alle persone. Voi sapete che per realizzare una uniformità, qui scriviamo, per l'esigibilità e la qualità dei servizi e delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, nonché al fine di facilitare le attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei LEPS e del graduale sviluppo delle tipologie dei servizi e delle prestazioni destinate alle persone anziane, alle persone non autosufficienti e dei relativi requisiti qualitativi e quantitativi,
il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero della Disabilità, con la conferenza unificata, quindi insieme, perché la governance deve essere condivisa, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto uno strumento di classificazione nazionale delle prestazioni e dei servizi sociali alla persona, misura che io ritengo importantissima per la definizione dei LEPS. Inoltre, l'altro punto importante della governance è la questione della strutturazione del sociale. Facciamo diventare gli ambiti sociali territoriali degli effettivi distretti sociali, perché su questo non c'è santo che tenga. Se si vuole realizzare l'integrazione sociosanitaria, bisogna strutturare il sociale. Il sociale non può essere così sbriciolato e disomogeneo sul territorio nazionale. Per questo noi investiamo moltissimo sugli ambiti sociali territoriali. C'è una delega, l'articolo 8, il rafforzamento degli ambiti sociali territoriali. E in che senso li vogliamo rafforzare? Che devono essere previsti, certo sono strumenti operativi dei comuni, quindi non andiamo a inventare, sono strumenti operativi dei comuni, ma sono degli strumenti operativi che devono esserci in modo uniforme, e quindi la delega in qualche modo stabilisce il LEPS per gli ambiti sociali territoriali. Ci devono essere ovunque e devono avere quella strumentazione che consente, quelle figure professionali che consentono agli ambiti territoriali di svolgere effettivamente la programmazione, la gestione, il monitoraggio, la gestione delle politiche sociali, e che siano in qualche modo l'altra faccia dei distretti sanitari. Se noi abbiamo i distretti, se insieme al distretto sanitario c'è il distretto sociale, allora potremo fare l'integrazione sociosanitaria. Secondo me questo è fondamentalissimo. Così come è importante lo strumento di valutazione e di monitoraggio della legge, dei LEPS, cioè non basta scriverli, bisogna poi valutare che siano realizzati. E qui ci sono 2 cose importanti: la relazione triennale al Parlamento, il fatto che ogni 3 anni si fa una valutazione di come sono stati realizzati i LEPS, di quale necessità c'è, quale passo in avanti deve essere realizzato, e questo lo fanno insieme Sanità Sociale e Ministero dell'Economia. Vi segnalo poi l'importanza dell'articolo 11 sulla formazione del personale. Non voglio dilungarmi, voglio concludere. Sulla formazione del personale noi abbiamo bisogno che tutto il personale sia formato, non abbia soltanto una formazione specialistica, ma anche una formazione umanistica, che ci sia ricerche nel campo della non autosufficienza, e soprattutto che ci sia una formazione professionale adeguata per le persone che poi lavorano nelle famiglie, e anche un aggiornamento, una qualificazione professionale, un aggiornamento formativo anche per quanto riguarda alcune figure cruciali, come per esempio le assistenti sociali, le infermiere, eccetera. Quindi questo articolo sulla formazione è molto importante, anch'esso prevede delle deleghe. L'ultimo punto, il nodo delle risorse. Allora, su questo c'è un dibattito aperto. Noi abbiamo fatto una scelta, la scelta di dire che, siccome in questo paese si trovano risorse per tutto, si trovano risorse pubbliche per tutto, non è accettabile che non si trovino risorse pubbliche per il sociale e per la non autosufficienza. Quindi, anche alla luce del deludente risultato in termini di risorse della legge di bilancio, perché noi avevamo chiesto molto di più che non i 100 milioni in più, che poi però aumentano, eccetera, eccetera, noi riteniamo di dover insistere in una battaglia politica e culturale. La non autosufficienza deve essere finanziata prima di tutto da risorse pubbliche. Dopodiché,
noi al comma 2 prevediamo una delega che dice che cosa? Intanto che si devono riordinare le agevolazioni fiscali, che sono tante. Abbiamo presente per esempio la buona legge che è stata fatta sull'assegno per i figli, che ha messo ordine in tutte le varie forme di assegni, di agevolazioni, e ha previsto l'assegno unico per i figli. Ecco, anche qui riordinare le agevolazioni fiscali per favorire la regolarizzazione del lavoro di cura, perché questo è un punto, come sapete voi, cruciale. E poi prevedere interventi che incentivino i servizi e la domiciliarità. In questa delega, se si ritiene, cioè se le parti sociali, se i sindacati, se le parti sociali in modo condiviso dicono che la famosa indennità di accompagnamento per gli anziani, per la famosa indennità di accompagnamento deve essere riformulata, ma va benissimo. Deve essere però condiviso. Noi non ce la siamo sentita di scrivere una norma di legge che dice riordino dell'indennità di accompagnamento. Nell'ambito di una delega e nell'ambito di una concertazione tra le parti sociali, se si ritiene che questa sia una misura che può incrementare le risorse per la non autosufficienza, se si ritiene, ho parlato di risorse pubbliche, se nell'ambito delle risorse pubbliche si ritiene di dover prevedere, come c'è in tanti paesi europei, una tassa di scopo per la non autosufficienza legata al reddito e che premia in particolare i servizi, nessuna preclusione. Noi questo lo pensiamo che debba essere materia di delega, cioè di concertazione tra le parti sociali, di ascolto tra i diversi interlocutori. Voglio poi dire che la legge parla di domiciliarità, volendo investire molto sull'assistenza domiciliare, quindi sul domicilio, sulla casa, perché è quella più sguarnita, e perché riteniamo anche che la persona che vuole stare a casa sia la cosa forse anche migliore, ma non escludiamo assolutamente. Ci sono nella legge, si parla di necessità di prevedere forme di residenzialità che devono avere però determinati requisiti, quindi vanno benissimo le residenzialità, le RSA, però devono essere riformate, devono avere dei requisiti che corrispondano alla cultura della domiciliarità. E un punto che so essere carente nella legge, però questo non potevamo scriverlo noi come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, questo è veramente un compito che mi auguro che la sanità sviluppi, è la riforma dell'RSA. Io sono d'accordo con l'assessore regionale, non ci può essere una riforma della non autosufficienza che non affronti anche il tema della riforma dell'RSA, perché le RSA ci sono, perché le RSA devono essere adeguate, riformate, ridefinite nei loro standard, nella loro qualità, essere anch'esse coinvolte e uniformate alla cultura della domiciliarità, e quindi io mi auguro che nello sviluppo, cioè quando questa legge uscirà dai sotterfugi di Palazzo Chigi in cui è stata confinata e diventerà oggetto di una discussione pubblica, io sarei ben contenta che il Ministero della Salute prevedesse una delega per il riordino delle RSA, perché sono d'accordo, non è possibile non affrontare anche questo tema, così come segnalo che nella legge si dice che qualora la persona non può stare a domicilio e qualora la persona decide di non stare a domicilio, le strutture residenziali devono soddisfare determinati requisiti di qualità. Scusate se sono stata troppo lunga e se sono stata poco precisa, insomma. Grazie Livia Turco, Presidente della Commissione Interventi Sociali e Politiche per la non autosufficienza, che ci ha fornito tanti spunti anche per la nostra discussione nel Veneto.
Do la parola a Lorenza Cervellin per le conclusioni della UIL Veneto. Sì, ringrazio anch'io i relatori e cerco di essere sintetica. Per cui le parole che sono già state dette non le ripeto. Siamo d'accordo con l'assessora Lanzarin e con l'onorevole Turco per quanto riguarda la riqualificazione e la valorizzazione delle RSA. Noi, quando Draghi ha detto in Parlamento casa come primo luogo di cura, ci siamo preoccupati molto, perché sappiamo tutti che casa come primo luogo di cura va bene, ma la funzione delle RSA è fondamentale. Io sono costretta a riportare l'attenzione sul documento, perché questo è il mio compito e perché è importante farlo. Allora, faccio una sintesi velocissima. Il documento, sintesi delle criticità e la richiesta, esigenza, proposta di una nuova appropriatezza sociosanitaria. Mi riallaccio anche al Presidente Facci, che ha fatto il suo intervento sull'importanza delle risorse e di vedere quello che c'è in frigo. Questo documento qua consente proprio di vedere quello che c'è in frigo e di decidere che spesa vogliamo fare. Infatti il documento isola precisamente le criticità fondamentali nelle risposte ai bisogni. Abbiamo detto che sono la risposta frammentata, l'inadeguatezza dei modelli di intervento e il ridotto finanziamento. Quello che abbiamo isolato consente di migliorare le risposte e di ottimizzarle, per cui anche su questo obiettivo siamo tutti d'accordo. Queste criticità sono legate e solo nell'uscita da misure emergenziali sarà possibile ripristinare i diritti di dignità. Le nostre proposte si muovono all'interno di una rinnovata e auspicata appropriatezza nella presa in carico sociale e sociosanitaria della non autosufficienza. Infatti noi proponiamo l'aumento delle risorse, ma dopo aver fatto un monitoraggio attento dell'esistente. Dopo l'esauriente esposizione abbiamo capito che questo documento, nella sua completezza di analisi, mancava. Oggi possiamo dire di avere un esempio di azione di ricerca capillare, scientifica, competente e pragmatica, frutto di quello studio che solo la responsabilità di ruolo e di peculiarità sindacali, con la visione universalistica che ne consegue, possono esprimere. E per questo pensiamo che questo documento sia idoneo a indicare la strada del futuro. Noi ringraziamo l'assessora Lanzarin e le riconosciamo la buona volontà e quanto fatto finora dalla Regione, però noi abbiamo bisogno di andare verso il futuro e questo documento indica proprio la strada del futuro. Di una presa in carico di una non autosufficienza complessa, universale e personale. Con questo documento abbiamo anche dimostrato che quello che chiediamo da molti anni ed esattamente una risposta giusta, efficiente ed equa ai bisogni e diritti della non autosufficienza, esigibili, come diceva l'onorevole Turco, era ed è corretto. E oggi è diventato urgente intervenire per interrompere quel percorso di esclusione dai diritti che la parte più fragile della popolazione è costretta a subire. Perché finché noi adesso stiamo qua parlando, come hanno fatto ben capire Sergio, ha fatto ben capire, cioè in questo momento delle persone sono escluse dai diritti e sono diritti di dignità. E per questo noi non possiamo, cioè vanno bene le parole, vanno bene i principi, va bene tutto, ma abbiamo bisogno di metterci a lavorare. Questo documento assolve anche al principio di complementarietà, aiuta ad assolvere al principio di complementarietà economica, che isolando le criticità orienta decisamente verso il principio di complementarietà nell'allocazione delle risorse.
Tutti sappiamo che gli investimenti del PNRR hanno l'obiettivo di dare impulsi fondamentali ai nuovi servizi e proprio per questo le risorse non devono essere sprecate, devono essere complementari con tutte le altre fonti di investimento regionali e nazionali. A questo proposito esprimiamo preoccupazione per le dichiarazioni generali che leggiamo sulla stampa, che ancor prima di vedere il potenziamento dei servizi territoriali parlano di rivedere il PNRR senza specificare altro. È vero che la situazione generale diventa sempre più difficile ed è vero che l'articolo 21 del negoziato sul PNRR consente una diversa distribuzione delle risorse, ma attenzione al fatto che non vengano sottratte alle misure 5 e 6 e che al limite si pensi a un nuovo recovery. Il sociale e il sociosanitario devono avere le risorse del PNR quale impulso al miglioramento e risorse pubbliche idonee. Al limite in questo momento possiamo riparlare del MES sanitario, tutto purché non vengano tolte le risorse al sociosanitario. Il documento aiuta anche la ricerca della coerenza delle risorse investite, perché ci consente di iniziare a impostare un ragionamento critico, grazie alle 3 criticità isolate, sulla giusta e coerente destinazione delle risorse regionali, che devono essere aumentate laddove il documento ci dimostra essere necessari e sbilanciate, al fine di potenziare in generale le risorse destinate ai servizi territoriali di tutta la filiera dei servizi sociali e sociosanitari, le risorse per potenziare le risposte secondo livelli di assistenza in base al ridotto o massimo grado di intensità di non autosufficienza. In particolare le risorse per l'accesso unico alla rete dei servizi e il monitoraggio in base ai dati. Per il potenziamento dei servizi domiciliari è sempre il monitoraggio, per il potenziamento dei servizi specifici è sempre con il monitoraggio. E a questo proposito, a proposito della coerenza delle risorse, va bene l'edilizia, concentrare le risorse nell'edilizia sanitaria, ma non sarà il caso di vedere se è un'allocazione coerente con le giuste risposte ai bisogni attuali, per il fatto che bisogna potenziare i servizi. Allora, il documento è anche importante per iniziare un ragionamento per la coesione sociale. Come abbiamo visto dal documento, la situazione della non autosufficienza diventa sempre più grave e preoccupante per le famiglie, per la popolazione anziana, e questo mina la coesione sociale. Corriamo tutti dei pericoli molto gravi, che aumenti e si aggravi il fatto che la vecchiaia resti sempre più immersa nella residualità, come ben ci dicono le storie personali che arrivano nelle nostre sedi sindacali. E l'ultimo autoritarismo burocratico ne è l'ennesima prova. L'età della vecchiaia è sempre più esposta a minacce, anche istituzionali, disuguaglianze, discriminazioni ed esclusioni, a partire da servizi elementari. E basta solo provare, anche adesso, se uno vuole, a fare i numeri verdi per prenotare una prenotazione per capirlo. Poi corriamo anche il rischio che aumenti e si aggravi la sfiducia verso le istituzioni, vedendo la noncuranza verso l'ultima età della vita, in particolare verso la non autosufficienza, che si consolidi un fatto sociale grave già in atto. Chi è ricco può usufruire di servizi privati, apparentemente qualitativi, che il welfare pubblico non è in grado di garantire ai più deboli. Che si abbassi sempre di più la soglia della sensibilità sociale verso tutti e aumenti la già presente cultura dello scarto, in particolare verso la popolazione anziana che aveva già subito un processo di esclusione storica importante. Tutti noi ci ricordiamo il recente dibattito sugli anziani non produttivi. Rispondere a questa situazione non è facile, ma noi siamo qui per questo. Noi UILP, FNP e SPI ci siamo aiutati a farlo e lo abbiamo fatto.
Facciamolo insieme. Ora andiamo verso il futuro, il ruolo del sindacato. Nell'elaborazione di questo documento noi, sindacato, abbiamo espresso il nostro ruolo propulsivo e propositivo attraverso un lavoro di ricerca per un interesse generale e chiediamo impegni precisi e concreti alla Regione, garantendo pubblicamente il nostro impegno in forza del nostro ruolo di ente morale con peculiarità specifiche fondamentali. La visione e la rappresentanza universalistica. Il sindacato non può essere parziale. Il momento negoziale universalistico. Il sindacato negozia per tutti. Lo sguardo sociale proiettato verso l'inclusione universalistica per tutta la popolazione. Siamo noi quindi impegnati sul territorio in rappresentanza di una moltitudine di pensionati e pensionate, i soggetti della proposta, anche di un nuovo orientamento sostanziale nell'attivazione, proposta, vigilanza, contrattazione, assistenza e tutele sulla sostanzialità della democrazia. Per questo è sempre utile ribadire i principi, i valori, la cultura e l'orientamento sindacali. Ecco perché chiediamo prese in carico che partano dal principio del potenziamento di politiche e servizi pubblici e orientati decisamente verso i principi della piena inclusione, della sostenibilità e della giustizia sociale e ambientale, nella consapevolezza che solo così ci sarà vero sviluppo e inclusione per tutti. E rinnoviamo, come ha già fatto Sergio, la richiesta della riforma delle IPAB in APSP, come abbiamo evidenziato nel documento. La non autosufficienza è l'urgenza assoluta in presenza di altre urgenze sociali. Ricordiamo alla Regione che altre urgenze reclamano la nostra attenzione e sono tutti aspetti legati a quella protezione sociale che, se non sostanziata, assume drammaticità nella condizione della non autosufficienza. Organizzare e tutelare tutti i pensionati e le pensionate di tutte le categorie del lavoro e a qualsiasi regime pensionistico appartengono. Vigilare sugli specifici diritti previdenziali, difendere il potere d'acquisto, promuovere il ruolo attivo dei pensionati e delle pensionate, favorendo concretamente l'invecchiamento attivo e l'inclusione sociale, contrattare i diritti a livello territoriale. In conclusione, proporre e tutelare tutte le persone nella sostanzialità dei loro diritti, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza. Il nostro sforzo è finalizzato anche a rafforzare la pressione per la costituzione di un fondo nazionale per la non autosufficienza che non lasci indietro nessuna persona e nessuna famiglia. Facciamo precise richieste alla Regione. Noi rivendichiamo il ruolo di sindacato unitario interlocutore privilegiato, secondo precise prerogative sui temi riguardanti la popolazione anziana, e se questo non bastasse ve lo chiediamo anche con il cuore. In questo momento storico difficile che ci vede impegnati su tutti i fronti dopo le morti che abbiamo avuto e la guerra, riconosciamoci reciprocamente come soggetti che perseguono il bene generale e iniziamo qui ed ora il dialogo concreto sulla non autosufficienza attraverso tavoli tecnici che chiediamo a partenza immediata senza ritardi. E questo studio vuole essere la base essenziale e concreta messa a disposizione per partire velocemente. Chiediamo alla Regione di marginalizzare le tendenze attendiste attuali e aprire tavoli e confronti per lavorare sulle criticità che il documento ha isolato, tavoli che arrivino a conclusione. Concludo. Il sindacato e la complessità partecipativa. Questo è un tempo straordinario, di straordinario incoraggiamento partecipativo delle nostre comunità, e questo è un bene all'interno dell'esercizio complesso della democrazia.
Benvengano tutti gli strumenti di esercizio della democrazia che danno opportunità ai cittadini di farsi comitato, associazione, segnalare, proporre e chiedere interventi, ma attenzione a non fare confusione. Lo Stato deve essere Stato e la Regione Regione, e attuare e regolare quelle politiche pubbliche e universali che li giustificano come istituzioni. Il sindacato deve essere sindacato e sostanziare la rappresentanza universale. Il terzo settore deve essere terzo settore, cioè dispiegare la forza propulsiva dei cittadini e delle cittadine in libere iniziative etiche a formare una realtà sociale ed economica di supporto capace di interagire con il pubblico e il privato per l'interesse della comunità di prossimità. Per tutti, aiutiamoci senza interferenze di ruolo. Si tratta di rifondare un'organizzazione sociale e politica mantenendo la complessità democratica fondata sui diritti equi, universali e di qualità, che solo i servizi pubblici universalistici possono garantire. E il sindacato dei pensionati ha una funzione fondamentale nel presidiare e organizzare nel territorio una sempre maggiore, equa ed efficace risposta ai bisogni di protezione sociale. Ci permettiamo di ricordare alla Regione la legge 22 maggio 1971. Chi ha la mia età, la nostra età, se la ricorda, la numero 340, lo statuto della Regione Veneto che c'era prima di questo del 2012. Leggendo quello statuto risultava chiaro che il Veneto si apprestava a crescere con uno sviluppo armonizzato fra tutti i settori dell'organizzazione sociale e politica, in presenza di servizi socio-sanitari e sanitari pubblici, e così è avvenuto. Quella visione lungimirante ha portato il Veneto ad essere la regione che era e che deve ritornare ad essere, attualizzandosi nella piena inclusione dei suoi cittadini e cittadine. Grazie dell'attenzione. Grazie a Lorenza per le sue conclusioni che ha riassunto tutte le posizioni anche unitarie. A me il compito di salutare e ringraziare i partecipanti, prima di tutto quelli da remoto, e cioè Emanuela Lanzarin, l'assessore, Francesco Facci, presidente dell'UNEBA Veneto, Livia Turco, presidente della Commissione Interventi Sociali e Politiche per la non autosufficienza, in presenza le segretarie generali di SPI, FNP, WILP Veneto, Elena Di Gregorio, Tina Cupani e Deborah Rocco, e infine Sergio Furlanetto e Lorenza Cervellin per il lavoro e il cammino fatto unitariamente insieme. Grazie per la partecipazione, alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Grazie a tutti.